God Save the Wine finalmente in un posto veramente rock, più che l'Hard Rock Café non si può essere. Siamo qui con Mauro e noi riproviamo sempre, siamo sempre a abbinarle, ormai siete con noi da un po' di tempo, ne abbiamo fatte. Oggi forse la sfida è più impegnativa, no? L'hamburger, le salse barbecue, quale vino del Lazio può sfatare questo tabù? Un vino non del Lazio. Il Syrah, sai, il Syrah, ma no, nel senso che qui abbiamo portato dei vini solo del Lazio. Il Syrah non è solo del Lazio, ma secondo me viene molto bene nel Lazio. E perché? Ma non per dargli un'accezione rocchettara, ma credo che sia un vino che poi sta bene, che rappresenta un po' questa sfida, questo abbinamento che sembra apparentemente casual, ma non lo è. Beh, in effetti di sicuro la piccantezza, no? Nelle preparazioni, la piccantezza famosa del Syrah, quindi c'è che il pepe si sente, come anche questa certa densità, anche senza eccessivo, perché il problema poi è la freschezza, no? Sull'hamburger, le sensazioni grasso, c'ha abbastanza freschezza questo Syrah. Questo viene da vigneti nuovi vuol dire impiantati all'inizio degli anni 2000, nella zona tra l'altro della Maremma Laziale a Cerveteri, dove coltiviamo dei vigneti. E poi è un bel esempio di contaminazione, lo racconto, le barbatelle, le viti, insomma ce l'ha date questo produttore francese, ci era piaciuto molto questo vino a Bordeaux e invece poi scoprimmo quando arrivò il materiale che arrivava dall'Argentina, pensa quanto aveva girato, rappresenta un pezzo di mondo che ha girato e quindi ecco in questo senso sì. Sì, poi condivido che è uno di quei vini che sposa secondo me questo gusto pure di chi ama, no? Le speziature e spesso ama pure questo tipo di cibi. Speziature, piccantezze, bisogna andare nel ritmo e la musica, la canzone, dai. Beh, vabbè, la dici te, io dico solo in Nirvana, ma perché però è brutto dirlo, ma insomma, però quella era la mia epoca. Questo è un vino che comincia, ma era ancora peggio. Facciamoci più giovani. Questo direi che è un vino che comincia come As You Are, continua a Smell Teen Spirits e finisce, come può finire? Un'altra. Finisce dalle parti di Roma verso Frascati. Ecco, giusto, bene. God Save the Wine.